viviamo così brutte ci rendono sempre più chiusi. Oggi è più facile fare guerra che vivere la pace. E Gesù, morente sulla croce, con le braccia spalancate, ci invita ad amare, ci invita a scommettere sull'amare. L'unità della misura di Dio, l'unità della misura di Dio è la croce. Se vogliamo sapere quanto Dio ci ama, guardiamo Cristo crocifisso, ha donato tutto se stesso. È stato Gesù stesso a dire: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, noi siamo gli amici di Dio, dobbiamo scegliere Dio. È terribile sentire oggi che è venerdì santo e vedere le attività tutte aperte. È terribile sapere che in questo giorno del venerdì santo si organizzano tornei di calcio e altro. È terribile che si fanno gite, oggi venerdì santo. Spesso noi Dio lo lasciamo solo. Dio soffre ancora oggi la solitudine, non solo gli apostoli, ma anche noi. Oggi è il giorno in cui veramente dovremo tutti, il popolo intero, stare qui davanti a dire: Signore mio Dio, tu ci ami, noi ti vogliamo amare, tu ci ami, noi vogliamo amarti col tuo amore, noi vogliamo amare il prossimo. Non si può amare Dio non amando il prossimo. Dobbiamo amare chi non ci ama, dobbiamo amare chi ci ha fatto del male. La società ci insegna a questo mondo che amare chi ci ha fatto del male significa essere stupidi, essere deboli. Gesù Cristo non è debole, ci ama nonostante noi siamo peccatori. Dice San Paolo: mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Egli ha dato la sua vita anche quando noi non meritiamo nulla, perché in noi c'è miseria, ma per grazia della sua misericordia noi siamo qui, riscattati. Carissimi fratelli e sorelle, facciamo sì che questo venerdì santo, che la Pasqua, ci tocchi, ci cambi il cuore, ci faccia sentire l'amore di Dio, amando chi è diverso da noi, amando chi ci ha fatto soffrire, perdonando le offese. Ma quante famiglie sfasciate ci sono a Favara, quante persone che non si parlano per niente, per un pezzo di tegola, per le proprietà, per i beni materiali. Il Signore su questa croce ci insegna che tutto passa, tutto dobbiamo lasciare, l'amore di Dio rimane. Questo è il segno che dobbiamo portarci stasera. Gesù ha donato tutto se stesso, si è spogliato, è stato ucciso come un malfattore e paga e ha pagato un prezzo che non è il suo prezzo, che non è il suo peccato, è il nostro debito. Allora cambiamo vita, carissimi cittadini, carissimi fratelli e sorelle, cambiamo vita, ritorniamo a Dio, ritorniamo nella confessione, ritorniamo nel volerci bene, ritorniamo nell'aiutarci. Siamo nei tempi di crisi, mancano i soldi, manca il lavoro, tanta gente vive nella povertà, nella miseria, tanta gente vive nella vergogna di un costo che non ha ed è costretta a chiedere come un mendicante. Noi siamo chiamati veramente ad aiutarci gli uni con gli altri, a uscire dall'indifferenza, a uscire dall'egoismo. Cristo in croce ci interpella. Apriamo le coscienze, vogliamoci bene, cresciamo nel bene, seminiamo il bene. Questo Cristo con le braccia spalancate è come se ci vuole abbracciare tutti stasera, ci vuole dire: guarda quanto ti ho amato, guarda quanto ti amo, quanta fiducia ho in te. Popolo di Favara, alzati, alzati e cammina, alzati. Esci dal tunnel talvolta della depressione, della rassegnazione, esci dalla mentalità che pensi che le cose non cambieranno mai, niente cambierà. È stato detto anche a me personalmente: Parri, niente cambierà. E questo è sbagliato. Cristo sulla croce, che sembra quasi oggi la giornata del fallimento, sembra la giornata di un Dio che è morto. Ma non è così, perché quel Dio crocifisso sappiamo noi che risorgerà. È la speranza, la voglia di vita, la voglia di lottare, la voglia di una vita che mai deve finire. Non permettiamo a nessuno di toglierci la dignità.
non permettiamo di rassegnarsi. La rassegnazione non è dei cristiani, è la speranza dei cristiani. Cresciamo nella fede, cresciamo nel bene, guardiamoci negli occhi e quando questa stasera e domani faremo gli auguri, guardiamoci negli occhi e facciamo l'augurio più bello che Gesù ci vuole, l'augurio di volerci bene, di dimenticare, di perdonare, di ripartire, la voglia di vita. Non permettiamo di bruciarci la vita è il dono più bello. E qui parlo ai giovani. Purtroppo una delle piaghe della nostra città è la droga. E la droga va forte, va di moda, ma la droga ti brucia la vita. La droga ti brucia l'esistenza, la droga non ti fa sognare, ma ti toglie i sogni e ti dà solo illusione e disperazione. Cristo è la nostra speranza. Questo crocifisso è l'immagine bella di una vita che risorge. La morte sembra che abbia vinto, ma Cristo vince la morte. Questo è l'augurio, questo è l'auspicio, questo è il cammino che come popolo siamo chiamati a fare. Vi prego, nel nome del Signore, non facciamo sì che diventi solo tradizione la serata di oggi, che diventi solo una processione, un camminare e domani ritorniamo alla vita di prima, che Cristo crocifisso ci interpelli e noi possiamo dire a Lui, sì Signore, come Tu mi hai amato, come Tu mi perdoni, io voglio amare e voglio perdonare. Amen. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Che questi pensieri ci accompagnino in questa processione. Riflettiamo sui veri valori, e i valori sono la vita dell'uomo, la sua dignità. Ecco, che il Signore veramente converti i nostri cuori e ciascuno di noi diventa propulsore per un cammino nuovo, un cammino di conversione, un cammino di bene. E in questo momento stiamo vedendo alla vostra sinistra del teleschermo Fra Salvatore Di Bartolo, guardiano del convento di San Francesco, che sta iniziando a levare le fasce per scendere poi la statua di Gesù. Dall'altra parte invece l'arciprete di Favara, Don Giuseppe D'Oriente. Vi ricordiamo che siamo in diretta su Sicilia TV e anche su YouTube.
Sono le 10:20 di venerdì 14 di aprile. Oggi è il Venerdì Santo. Questa è la tradizionale spartenza che come ogni anno si ripete a Favara. In pratica vedremo la statua del Cristo crocifisso essere messa all'interno della teca di vetro ed accompagnata dalla Addolorata arriverà poi in processione con dietro i fedeli fino a Piazza Cavour, dove lì ci sarà la tradizionale spartenza. Come ogni anno Sicilia TV ha sempre trasmesso questo evento in televisione, ma questa volta ve lo sta proponendo in diretta. Quindi basta accendere il canale 287 del digitale terrestre o sintonizzarsi su YouTube o sul sito internet siciliatv.org per vedere in diretta quello che sta accadendo. È un servizio questo che stiamo rendendo soprattutto per chi non ha avuto la possibilità di essere presente qui in piazza per assistere a questo tradizionale evento. Quindi gli ammalati, quindi gli anziani, coloro che non sono potuti essere presenti, anche gli emigrati, che così possono stare vicini alla città di Favara, assistere, seppur a distanza, ma in diretta, ecco, vivere secondo per secondo quello che sta accadendo. In questo momento la confraternita della Santa Croce del Calvario, ecco, portano la statua del Cristo morto, stanno facendo scendere la statua dalle scale della chiesa del Calvario. Una piazza del Calvario piena, come tradizione, sta assistendo a questa scena. Dietro i membri della confraternita vediamo i sacerdoti della città. Tra poco quindi la statua del Cristo sarà inserita all'interno della teca di vetro, seguirà poi la statua dell'Addolorata. Poco fa abbiamo avuto il piacere di sentire, di assistere all'omelia di Don Marco Damanti, che è il parroco della chiesa San Pietro e Paolo già dall'anno scorso. Ricordiamo che poi la Teca di Vetro e la Madonna Dolorata faranno il percorso che da qui, da Piazza del Calvario, attraverserà anche via Umberto, poi via Margherita, via Vittorio Emanuele, via Cesare Battisti, fino ad arrivare a Piazza Cavour. Come sempre, anche quest'anno avremo il piacere di sentire cantare diversi fedeli il tradizionale canto "Ah sì, versate lacrime", in diversi punti, come per esempio Piazza Capitano Vaccaro, davanti alla sede della confraternita, Piazza Mazzini, Piazza Vespri e ovviamente in Piazza Cavour. Ecco quindi adagiato su un cuscino all'interno della teca la deposizione della statua del Cristo. Noi vogliamo ringraziare tutti quanti che ci hanno permesso di poter fare questa diretta
per i cittadini di Favara, quindi tutta la consulta pastorale, anche i ragazzi della terza F del liceo King di Favara che stanno partecipando all'alternanza scuola-lavoro presso la nostra emittente, e grazie a loro anche che sia stamattina che questa sera stiamo potendo realizzare questa diretta. Un grazie a loro. Un grazie anche alla famiglia Lentini che sia stamattina che stasera ci sta permettendo di usufruire del loro balcone per poter fare le riprese dall'alto. I nostri tecnici, ovviamente anche il nostro cameraman Giona Dante, la regia di Angela Sorce, il coordinamento tecnico di Libertino Sorce e in studio Salvatrice Pullara che sta controllando che il segnale arrivi perfettamente. Ovviamente attorno alla teca che contiene il Cristo morto, che in questo momento è stato chiuso, c'è un nuvolo di credenti, di devoti. E intanto dall'alto ecco che si sta preparando a portare giù la statua della Madonna Addolorata. Anche lì, come vedete, ecco, ci sono i confratelli della Santa Croce del Calvario, sono coloro che hanno questo fazzoletto rosso attaccato, messo sopra la spalla, dietro le spalle. Che dispiace. Naviga, aiutare, meglio mi distruggere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma libraci dal male. Gesù mio, dure pure come ti prego, sono stato io ringrazio Gesù mio, per tua pietà. Sono stati
Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, la bella faccia, chi crudele schiaffeggiò, sono stato io l'ingrato, Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Primo mistero doloroso, contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La parrocchia del Carmine, i portatori vadano a dare il loro aiuto. Adesso che cominceremo la processione, apriranno la processione i sacerdoti, dietro i sacerdoti ci sarà la banda, poi seguirà l'urna col Cristo, quindi l'addolorata, dietro l'addolorata le autorità civili e infine tutto il popolo di Dio. Ecco, cerchiamo di mantenere quest'ordine in modo da camminare in modo ordinato e disciplinato. Saluto croce santa e portasti Redentor, gloria lode onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Se vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fedele, di sangue innocente sul Cristo, e martirio Signore su te. Ti saluto, croce santa, che portasti Redentor, gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Tu nascesti tra braccia amorose di una Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi fra braccia pietose su una croce credata di tu. Ti saluto, croce santa, che portasti Redentor, gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. O agnello divino immolato sull'altar della croce pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, croce santa, che portasti Redentor, gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Coloro che hanno i lupini sono pregati a passare davanti ai sacerdoti. Coloro che hanno il lupino in mano, passate davanti ai sacerdoti, per favore. Del giudizio nel giorno tremendo, sulle nubi del cielo verrai, piangeranno le genti vedendo, quel trofeo di gloria sarà. Ti saluto, croce santa, che portasti Redentor, gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Se
Figlio glorioso di Cristo, sei salvezza del popolo fede, rondi sangue innocente sol Cristo, che ti volle martirio crude. Il saluto croce santa, che portarci redento, gloria lode, onor ti canta, ogni lingua e ogni cuore. Nel secondo mistero doloroso contempliamo sì, un momento della ripresa, un momento. Con gli illumini passano avanti, con gli illumini vadano avanti, gli altri fermi per piacere. Quelli con gli illumini un poco più avanti, avanzate.
Zoom è al minimo. Zoom è al minimo. Ma perché non vi mettete lì sopra intanto? Ho fatto una ripresa di lì sopra, che mi viene bellissimo. Vega telecamera non è domata. Diccelo dai, Vega telecamera non è domata. Sì, ho burtello sui ragazzi con il fuoco. Chiamaci, chi ci vuoi chiamarci? Vai, non è a domani. quello che faceva Cammina questo filo. vedi che fare a Sei in onda? No. Aspetta che facciamo un più giù. Guarda poi alla fine che ripresa qua la avete fatto? Cardoni da vicino del campo a fine quadrato.
In questo momento stiamo ancora assistendo alle fasi della spartenza di Favara. Stiamo per raggiungere quindi via Umberto e intanto la banda continua a suonare.
avanti con i camminare per favore. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. I portatori della parrocchia di San Pietro e Paolo si preparino. Io mi abbandono a te, mi addresso al tuo amore, mio Dio, io amo la tua voce, mio Dio, vivo del tuo amore. Mio Dio, io amo la tua
croce, mio Dio, vivo del tuo amore. Anche l'uccello trova la tua casa, la rondine ritrova il suo nido, la mia gloria è fino e in te lodare la vita. Io mi abbandono a te, mi arresto al tuo amore, mio Dio, mio amore, mio Dio, vivo del tuo amore. Mio Dio, io amo la tua croce, mio Dio, vivo nel tuo amore. Passando fermo, vale del pianto, ne hanno fatto guardare fonti di te, e mancheranno sempre più in alto, e il Dio era nostro volto. Dio mi abbandono a te, arresto al tuo amore, mio Dio, mio Dio, Dio del tuo amore. Mio Dio, mio amore, mio Dio, vivo del tuo amore. Io sento un giorno con te, vale per me, ben più che mille altrove. Dio Sabaoth, io ho fiducia in te. Oh mio Dio, io amo la tua grazia. Mio Dio, mi abbandono a te. Mi arredo al tuo amore. Mio Dio, io amo la tua croce, mio Dio, vivo del tuo amore. Mio Dio, io amo la tua croce, mio Dio, vivo del tuo amore. La banda ci accompagna a pregare. Voi che avete i lumini non vi fermate, continuate a camminare per favore.
Ci stai mandando in carusa, abbatti a uno. Ok, ragazzi, deve essere il mio papà. Sì, sì, dentro qua. Lascia di gioco per me. Avvicina al partito. Sì, stai qua. Ce ne voglio buone. Allora.
Si avvicinano i portatori della parrocchia dell'Itria e i cantori pure si preparano per il canto a sì versate lacrime davanti al collegio. Nel terzo mistero doloroso contempliamo la coronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Avanti con i cieli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, come sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Si preparano i portatori della Chiesa Madre. Fermiamoci un po' in avanti, fermiamoci. Avanziamo, camminiamo.
Ora più dietro veloce adesso.
membri della parrocchia San Calogero si preparano. Gesù mio, ondore cui, omeremo, chi diremo, sono stato, io ringrazio, Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà, Gesù mio, la bella faccia, chi crudele ti schiaffeggiò, sono stato io l'ingrato, Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà, Gesù mio, la bella faccia, il crudele ti schiaffeggiò, sono stato io l'ingrato, Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Nel quinto mistero della nostra contempliamo la morte di Gesù sul Golgota. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La Chiesa di San Giuseppe si presenti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
una bella squadra, sì. Bravo, stanno tutti. Cerchiamo una squadra, ma si dice poi. I portatori della parrocchia Beata Maria Vergine delle Grazie si preparano. Avanziamo. Avanziamo. Avanziamo.
Sì. Camminiamo. Facciamo metà. I fedeli sono pregati di andare avanti. Un attimo. I sacerdoti, vi fermate un attimo, aspettate la banda. Fedeli avanti, per favore. Ecco il momento, e allora Signore, oggi ti voglio incontrare e ritornare nella tua casa per restare insieme a te. Non sono degno, questo non sono, di esserti amato tuo figlio. Il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel tuo amore. Oh Signore, ecco il mio cuore, voglio donarlo a te, ti darò la mia povertà e tutto quel che io ho. Con amore mi abbraccerà e farà festa per me e con forza io griderò. Padre mio, voglio tuo amore. Ecco il momento, e allora Signore, oggi ti voglio incontrare e ritornare nella tua casa per restare insieme a te. Non sono degno, questo lo so, di esserti amato tuo figlio. Innanzi a me, ma confido nel tuo amore. Oh Signore, ecco il mio cuore, voglio donarlo a te, ti darò la mia povertà e tutto quel che ho. Con amore mi abbraccerai e farai festa per me e con forza io griderò. Per favore lasciate la strada libera per far parlare il sangue. Preghiamo il Signore per le famiglie della nostra comunità, in maniera particolare le famiglie che attraversano momenti difficili dal punto di vista spirituale, psicologico, economico. Chiediamo al Signore perché li sostenga in questo momento particolare. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. prega per noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina delle famiglie. Ed è passata la mezzanotte, siamo giunti in piazza Cavour, tra poco ci sarà l'omelia dell'arciprete di Favara, un'omelia che normalmente è sempre basata sui principi sociali oltre che biblici. Dopo l'omelia, che generalmente si fa davanti quello che è la posta, l'ufficio postale, davanti alla biblioteca, al seguito ci sarà la tradizionale spartenza. Intanto continuano gli appuntamenti, continuano le informazioni che vengono date ai fedeli delle varie parrocchie. Noi ricordiamo che siamo sempre in diretta su Sicilia TV e siamo in diretta anche su YouTube. Ringraziamo quanti ci hanno permesso di poter fare questa diretta, come per esempio il Consiglio Pastorale, tutti anche coloro che ci stanno collaborando, i ragazzi della terza F, per esempio, del Liceo King di Favara, che facendo alternanza scuola-lavoro presso i nostri studi si stanno anche adoperando per questa iniziativa. Iniziativa che, ricordiamo, è stata fatta per permettere a voi che siete a casa di poter seguire in diretta quello che sta accadendo, e ci rivolgiamo soprattutto agli infermi, appunto agli ammalati, a quanti sono impossibilitati a poter essere in questo momento in diretta qui in piazza. Vi ricordiamo è passata da poco la mezzanotte, quindi queste immagini vi giungono da piazza Cavour a Favara. Queste sono le immagini della spartenza, ecco, chiamata così, del Venerdì Santo qui a Favara. Un ringraziamento va ovviamente anche alla parte tecnica, quindi alla regia Angela Sorce, ai vari operatori, Giona Dante, ovviamente all'editore Libertino Sorce, alla segretaria di produzione Salvatrice Pullara, che sta coordinando anche le fasi della diretta direttamente dai nostri studi. A breve il canto a Sì versate lacrime.
Siamo sempre
in diretta da Piazza Cavour, vi aggiungono queste immagini grazie alla volontà di diversi tecnici di Sicilia TV, della pastorale di Favara. A breve avremo modo di sentire l'omelia dell'arciprete di Favara d'Oriente, alla quale seguirà ovviamente la tradizionale spartenza con le immagini della statua del Cristo morto deposta all'interno dell'urna di vetro e della Madonna che faranno il tradizionale momento di saluto. Piazza Cavour, come sempre, è piena di gente. Avanti c'è appunto l'urna che contiene l'effigie del Cristo, a seguire quello della Madonna Adorata, che stanno come ad accompagnare il figlio al sepolcro. Sì. Ci prepariamo ad ascoltare il pensiero conclusivo da parte dell'arciprete della nostra città, Don Giuseppe d'Oriente. Vi preghiamo di fare un po' di silenzio, di mettersi in ascolto. Ragazzi, dite ragazzi che Sì, non ce lo fanno. Cari amici, abbiamo cominciato ieri il rito pasquale con il concetto nostro significativo in tutte le chiese. Abbiamo celebrato l'Eucaristia e durante l'Eucaristia abbiamo anche aggiunto il segno della lavanda dei piedi. E l'autore sacro, San Giovanni, proprio quando presenta questo gesto, ci dice: il Signore, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Alla fine, che non vuole indicare solo il tempo della sua esistenza, ma specialmente la totalità dell'amore di Gesù per l'umanità. E dopo aver pronunciato queste parole, Gesù si china a lavare i piedi ai suoi discepoli e dopo aver lavato i piedi dice: voi mi chiamate Signore e Maestro e dite bene perché lo so, ma io sto in mezzo a voi come colui che serve. E oggi nel Vangelo di Giovanni Gesù di fronte a Pilato ribadisce questo concetto. A Pilato gli domanda: sei tu? Gesù dice, con le mani incatenate, la testa coronata di spine: tu lo dici, io sono re. La regalità di Cristo si manifesta in modo diverso di quella che si manifesta nel mondo, e oggi noi purtroppo lo stiamo sperimentando.
il potere che si manifesta con la potenza, con la violenza, con le armi. E Gesù invece che si presenta come un re che serve, un re che ama, un re che si dona. È questo che vuole da noi ed è questo che ci può salvare. Solo l'amore ci può salvare. Senza l'amore questo mondo sta andando a sgretto, questo mondo si sta perdendo, si sta autodistruggendo, perché l'odio, la guerra, la violenza non portano ad alcuna soluzione. È solo l'amore che porta alla unica soluzione, che è quello di farci sentire figli dello stesso Dio e fratelli fra di noi, e che ci fa essere solidali gli uni con gli altri. Essere servi è un onore, perché ci fa appartenere a Dio, ci fa essere della natura di Dio. E in questo momento, con questa crisi così forte, dobbiamo sentirci solidari gli uni con gli altri, ci dobbiamo volere bene. Come è stato detto da Padre Marco sopra al Calvario, solo volendoci bene possiamo risolvere i nostri problemi, specialmente in un momento nel quale la nostra città, la nostra comunità, cittadini, nazionale e internazionale, vive dei momenti di crisi così forti. L'attenzione verso i più bisognosi, verso i poveri. Qui accanto a noi, proprio dove noi stiamo in questo momento, e dove tanti stiamo passando dei momenti di preghiera ed altri anche dei momenti di svago, qui vicino a noi c'è tanta gente che soffre e non ce ne dobbiamo dimenticare. Basta che lasciamo questa piazza e ci inoltriamo in queste viuzze qui vicino, è pieno di gente che vive in situazione di bisogno. E ce ne dobbiamo occupare tutti, in modo particolare le istituzioni, politica, religiosa, sociale, ma ognuno deve fare la propria parte. Non solo dobbiamo promettere, dobbiamo realizzare, dobbiamo solidarizzare, non dobbiamo dimenticare questi nostri fratelli, dobbiamo essere un poco più creativi, perché ci siamo impigriti, perché ognuno di noi pensa di risolvere solo il suo problema. Impariamo dai poveri che sono i più creativi, perché ogni mattina devono trovare le soluzioni e devono creare le condizioni per poter arrivare alla fine della giornata, altrimenti muoiono di fame. E noi parliamo del terzo mondo, parliamo della nostra comunità di Favara. Non basta parlare, bisogna fare. Bisogna progettare e nei nostri progetti dobbiamo mettere al primo posto i più bisognosi, i più poveri. Siamo cristiani se lo testimoniamo. Non basta andare in chiesa, non basta partecipare a queste bellissime anche momenti comunitari se poi non siamo onesti, se poi non paghiamo i nostri dipendenti, oppure diamo degli assegni che poi facciamo rimborsare. Questo è disonesto, questo è anticristiano. Oppure farsi pagare per aiutare qualcuno a trovare un lavoro, questo è disonesto. Tutti abbiamo il dovere
di sforzarci per dare a ogni uomo la possibilità di vivere dignitosamente. Gli altri non sono dei mezzi, gli altri sono dei fratelli come noi, delle persone come noi e devono essere rispettati come noi ci vogliamo essere rispettati. Gesù ci dice che dove non c'è amore del prossimo, non c'è neppure amore verso di lui. San Giovanni nella sua prima lettera lo dice chiaramente. Chi dice di amare Dio che non vede e non ama i fratelli che vede è un bugiardo. E chi odia il suo fratello è un omicida. Queste non sono parole mie, sono parole del Signore, sono parole della Bibbia. E ci dobbiamo vivere quello che celebriamo. Abbiamo celebrato, stiamo celebrando il Triduo, la passione, la morte e la risurrezione del Signore. Con la sua passione e la sua morte Gesù ci dà l'esempio. Lui che è la verità, che rende testimone, ha Pilato che gli domanda che cos'è la verità, lui dice io sono la verità. È seguendo lui che siamo nella verità, è seguendo lui che ci comportiamo bene, è seguendo lui che ci salviamo, perché con questo andazzo, con questo modo di comportarsi, chiusi nel proprio egoismo, andiamo verso il baratro, andiamo verso il baratro. E ci prepariamo poi alla risurrezione. Ecco, ricordiamoci che dopo aver speso la nostra vita, il Signore ci dirà, è Lui che lo dice, io dirò ai buoni, venite benedetti dal Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero, ero immigrato e voi mi avete accolto. Ero malato, ero anziano e voi vi siete presi cura di me. Ero prigioniero e voi siete venuti a visitarmi. Il Vangelo ci insegna ad amarci. È l'unica soluzione all'amore. Il Vangelo ci dice invece che i cammini dell'uomo che non segue Dio sono cammini di morte, di distruzione, e solo accogliendo la sua parola, Lui che via verità e vita, noi vivremo con Lui nella verità, seguiremo la sua via e lo raggiungeremo nel venire di Dio. Sia lodato. Concludiamo questo momento di preghiera presentando al Signore la nostra città e specialmente presentando al Signore i nostri propositi di una vita più onesta, di una vita spesa per gli altri, di una vita che si fa dono come Lui ci ha donato se stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ci prepariamo ad assistere alla spartenza. Oh, sì. Giovanni. Angela. C'è il microfono acceso. Nel nostro caso non li puoi Chiamata a qualcuno.
Non sta stancata ancora. Vai per una vita.
Decidi dove. State attento proprio. Un secondo, mangiate. Attenzione, giovane. Giovane e meno giovane. Si senti quello che dice. A te ragazzi, una cosa, a chiama Brangaro. Ciao. Papà, ma cosa devi vedere? Perché lui è un po'... No. Quando le persone non passano da qua, girano. Ascolta. Guardate che la gente non passa. On my side.
Scendi un attimo, scendi un attimo. Di fronte alla porta. Com'è che non lo sei da sola? E intanto stiamo assistendo a queste immagini, la spartenza è finita, tra poco inizierà il momento di venerazione all'effigie del Cristo all'interno della chiesa. L'immagine è già stata portata all'interno. Tra poco speriamo di farvi vedere anche le immagini dall'interno della chiesa. Un ringraziamento va a tutti quanti voi che ci avete seguito, va ai ragazzi della terza F del liceo King di Favara, va ovviamente a Gianna Dante, Angela Sorce, Libertino Sorce, Salvatrice Pullara, a tutti quanti hanno collaborato con noi e la famiglia Lentini che ci ha permesso di fare anche le immagini dall'alto. E in questo momento si vede l'immagine anche della Madonna che sta per essere portata giù dal carro. Ecco i devoti che stanno togliendo la corona e il mantello a breve. Intanto all'interno della chiesa è iniziata già la processione attorno all'altare dove è deposta l'immagine del Cristo. Un momento nel quale tutti i credenti, i cattolici salutano il Cristo, quindi baciano, ribaciano, toccano, si fanno il segno della croce in segno di devozione. Tutto questo ci porterà poi, ovviamente lo sappiamo tutti, al giorno di domenica, al giorno della resurrezione, il giorno di Pasqua. Ancora in questo momento l'immagine dell'esterno della chiesa.
Sto cucinando. Se levano A breve dovrebbero arrivare delle immagini in qualche maniera che ci possano far comprendere quello che sta accadendo all'interno. Ancora l'immagine davanti alla chiesa. Ed ecco qui le immagini all'interno. Ci troviamo proprio all'ingresso della chiesa, vedete in fondo tanti credenti, ecco, che stanno salutando l'immagine del Cristo. Girano attorno all'altare dove lì è appoggiata l'immagine del Cristo morto. Anche l'altra telecamera è entrata all'interno. Ecco, vediamo delle immagini della chiesa. La chiesa del Rosario, ecco, una delle bellissime chiese di Favara. Fuori ancora l'altra telecamera è appoggiata sull'immagine dell'urna di vetro. Intanto anche noi ci accingiamo a chiudere questa diretta. Vi ricordiamo che domani sabato è un giorno di riflessione, poi che ci porterà alla domenica, un giorno nel quale si festeggia per tutti i cattolici la Pasqua, la resurrezione del Cristo. E con questo è tutto. Arrivederci.